provare a compiere. Per questo abbiamo voluto che Angelo, che peraltro è un caro amico, diciamo, perché è siciliano e si ha deciso di iscriversi al gruppo della Lega, secondo me anche lì con una forte carica propositiva che ora spiegherà lui. Io su di lui sono sicuro, come ti metto la firma, poi in assoluto non... ma io credo che noi dobbiamo parlare con tutti. Il fronte autonomista, il fronte dell'autodeterminazione della Sicilia deve costruire alleanze. Poi non tutte, non per forza, ma deve costruire alleanze e deve parlare. Non può essere un fronte minoritario, perché se c'è un errore grave degli autonomisti, degli indipendentisti siciliani, è l'essere stati troppo spesso minoritari e quindi guardati anche come una forte eccentricità. Invece questo non deve essere. È importante che non sia anche nel parlare, nel costruire alleanze, nel lavorare per allargarci e per diventare maggioranza del popolo siciliano. E bisogna mettere insieme autonomisti e indipendentisti nella consapevolezza che l'assetto istituzionale poi verrà deciso dai siciliani. E io sono d'accordo con quello che diceva il professore Costa, in questo d'accordissimo, dobbiamo porre un'alternativa. O si lavora per l'attuazione completa dello statuto e una seria fiscalità di vantaggio, o non ci sono alternative all'indipendenza della Sicilia. Queste sono le due strade dell'autodeterminazione, le due strade per le quali un autonomista o indipendentista deve lavorare, nella consapevolezza che passato questo il popolo siciliano dovrà scegliere qual è la strada che poi la nazione siciliana dovrà percorrere sul piano istituzionale. La priorità diventa quindi la costruzione del soggetto siciliano, non nel senso che lo facciamo oggi qui, ma diventa quella, e quindi bisogna porsi questo problema. Per costruire questo soggetto occorrono alcune pregiudiziali. Noi abbiamo bisogno, per sgombrare il campo da tutto quello che dicono di noi, ma anche perché è importante lavorare alla costruzione di una nazione siciliana che sia seria e riconosciuta nel mondo, abbiamo bisogno di assumerci di una forte assunzione di responsabilità, di abbandonare ogni cultura del lassismo nel nostro programma e ogni cultura della rassegnazione, del clientelismo e dell'assistenzialismo. Gli autonomisti e gli indipendentisti siciliani devono assumere questo come priorità assoluta. Noi siamo e vogliamo essere il contrario della Sicilia che descrivono. Noi vogliamo costruire una Sicilia nuova, che è la Sicilia che si basa davvero sugli assunti migliori della sua storia. E il secondo, proprio per sgombrare il campo da tutto, ma anche perché ci crediamo, è la lotta alla mafia come priorità assoluta, come pregiudiziale prima di tutta la nostra battaglia. La nazione siciliana è una nazione che combatte la mafia e che, come diceva il professore Costa, prima, e come in tanti libri abbiamo letto, prima del 1860 non esisteva di certo. Consentitemi peraltro di dire, oggi è il 21° anniversario della barbara assassinio di padre Puglisi. Io credo che un pensiero anche da parte nostra per un forte e per un importantissimo combattente antimafia che è stato ucciso dalla mafia, per un siciliano che è stato ucciso dalla mafia, debba venire anche da una sede come la nostra. Io credo davvero anche per comprendere la forte coscienza antimafiosa degli indipendentisti e degli autonomisti. Io invito tutti ad abbandonare ogni divisione e ogni minoritarismo. Lanciamo la proposta della costruzione di un movimento della nazione siciliana che rappresenti i siciliani come partiti e movimenti analoghi rappresentano gli scozzesi o i catalani, si costituisca nell'arco di poco tempo un movimento promotore costituito da un componente per ogni associazione, perché poi bisogna costruirlo di popolo, quindi intanto che inizia a lanciare l'idea e l'esigenza di un movimento della nazione siciliana, non ci si ponga come obiettivo primario le elezioni. L'obiettivo primario è la costruzione di un forte movimento popolare, che poi non esclude nulla, ma la prima cosa è di convincere le persone, si costituisca questo comitato promotore, si prepari un programma e uno statuto per arrivare entro l'anno, comunque entro un periodo di tempo
ad avere, ho finito, un congresso di costituzione di un movimento che rappresenti la nazione siciliana e che abbia l'ambizione di essere il movimento e il punto di riferimento dell'autodeterminazione siciliana. Grazie.